dare i tempi per il collare. Ancora 2 vittime. Non si arresta la striscia di sangue che l'orso Ghenè, nome cimbrico, oppure M4, nome scientifico, lascia dietro di sé sull'altopiano dei 7 comuni. La scorsa notte ha sbranato una vacca proprio nello stesso luogo in cui aveva colpito 2 notti fa, in Malga Mandriolo, ai limiti del Vezzena. L'altra a pochi chilometri di distanza, in Trentino. Siamo così a 12, un numero che preoccupa e che non sembra destinato ad arrestarsi, considerando che le manze al pascolo sull'altopiano sono migliaia in questo periodo. Esasperati i malgari che proprio ieri avevano lanciato nuovamente l'allarme tramite la Coldiretti per chiedere alle istituzioni di prendere provvedimenti concreti e immediati. Oggi arriva la risposta a quell'appello. La Regione Veneto fa sapere, dopo l'incontro con gli allevatori, che sta cercando di velocizzare la procedura per il collare all'orso. Nicola Finco, presidente della Commissione Ambiente, ha nuovamente sollecitato il ministro per l'Ambiente Gianluca Galletti e il sottosegretario Barbara Degani perché autorizzino le procedure per radiocontrollarne gli spostamenti. L'unica cosa che conta in questo momento, dice Finco, è mettere un radiocollare all'orso per controllarlo negli spostamenti. Ogni altra polemica è assurda e porta lontano dall'obiettivo comune. Dalla Regione anche una risposta al presidente della Coldiretti Vicentina Martino Cerantola, che aveva accusato le istituzioni di immobilismo e di essere più o meno a favore dell'orso e a sfavore di allevatori e animali. Con la possibilità di radiocontrollare l'animale si potrebbe impedire che si avvicini alle zone di pascolo. Intanto, mentre si aspetta a Roma, le manze muoiono e dopo queste ultime 2 è facile pensare che qualche malgaro prenda la decisione di abbandonare l'altopiano. E a Schiavon, vicino a Bassano, ieri i carabinieri della locale stazione di Nove hanno arrestato Silvano Francesco Bellei, di 60 anni. L'uomo, condannato definitivamente per truffa commessa nel 2000 in quel di Bassano, dovrà scontare una pena di 1 anno e 2 mesi di reclusione nel proprio domicilio. E il caso Metalba, l'azienda di Bassano nella morsa della crisi finanziaria, oggi è finito al Ministero dello Sviluppo Economico.